Si espande a macchia d'olio la protesta dei precari siciliani e agrigentini, in particolare dopo la ventilata ipotesi che dal prossimo 31 dicembre possano perdere il proprio posto di lavoro. Dopo il sit-in di protesta della scorsa settimana con un presidio dinanzi alla sede della prefettura, stamane al comune di Agrigento è stato proclamato lo stato di agitazione. Il tutto dopo un'apposita assemblea molto partecipata. Per effetto dei recenti interventi legislativi, si legge in un documento delle rappresentanze sindacali, il personale precario non avrà alcuna possibilità di vedere trasformato il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Questo stato di cose determinerà da una parte il blocco dei servizi minimi verso la cittadinanza e dall'altra la perdita di 230 posti di lavoro. Al fine quindi di sostenere con determinazione le proprie azioni di protesta, si legge ancora nel documento, l'Assemblea dei precari del comune capoluogo ha deciso di attivare azioni dimostrative necessarie per sensibilizzare le autorità preposte alla soluzione della problematica il primo giorno utile dopo la tornata elettorale. E stamani anche i precari del comune di San Giovanni Gemini hanno deciso di intraprendere alcune azioni di lotta al fine di salvaguardare i propri posti di lavoro. Hanno deciso pertanto di astenersi dalle proprie mansioni, costituendosi in assemblea permanente presso l'aula consiliare. Insomma, la situazione è incandescente, c'è rischio anche per l'ordine pubblico. La situazione è molto difficile, la Sicilia di certo non può permettersi in questo periodo di perdere ulteriori 22.000 posti di lavoro. Inoltre la maggior parte di queste persone ha ormai superato i 40-50 anni, per loro le porte del lavoro non sono così facili da aprire. Ma come hanno tenuto a sottolineare i sindaci, licenziando questo personale gli enti non potrebbero più espletare i compiti più elementari. Ormai, e questo succede da anni, sono proprio i precari che mandano avanti la maggior parte degli uffici comunali. Fatto più importante, queste persone sono figli di una norma che la politica stessa ha partorito negli anni, ricavando benefici in termini elettorali. Facile oggi che la stessa politica li consideri una sorta di palla al piede.